I casi che hanno fatto la storia attraverso le indagini della polizia scientifica, un'evoluzione di mezzi e tecnologia che ha segnato un secolo della storia del paese. È la mostra aperta alla Loggia dei Capitani in Piazza dei Signori di Vicenza. Un viaggio tra telecamere, antichi strumenti per prendere le impronte digitali, al riconoscimento facciale e alla ricostruzione tridimensionale della scena del crimine. Non l'americano telefilm CSI, ma è la realtà quotidiana di chi lavora a stretto contatto con il crimine. Mi piace ricordare il teatro virtuale che ci ha consentito oggi, con dati concreti in almeno 8 casi, di ricostruire in diverse dimensioni, in 3 dimensioni, ma siamo oltre la terza dimensione, ci ha consentito di ricostruire scene del crimine fornendo un prodotto alla magistratura utilissimo per ricostruire casi che, se nel passato ci fossero capitati, come dire, e avremmo avuto la possibilità di avere uno strumento del genere, sarebbero stati risolti. Mentre i ragazzini si accalcano alla macchina della polizia scientifica per vedere dal vivo alcune delle strumentazioni in dotazione, la nostra telecamera indugia su vecchi ma a suo tempo utilissimi strumenti di indagine, antisegnali microscopi, il goniometro per lo studio della luce, il kit della valigetta per i sopralluoghi, per poi viaggiare tra i casi Togliatti, Matteotti, Valanzasca, Provenzano, per arrivare ai tempi bui delle Brigate Rosse, sempre più vicino ai nostri giorni, perché la polizia scientifica non è solo sulla scena del crimine. Oggi la polizia scientifica, nella polizia di prevenzione, quindi nell'ordine pubblico, fornisce una serie di servizi di cui usufruisce ovviamente il questore, che è autorità provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sono servizi finalizzati a documentare situazioni, questioni nell'ambito della polizia di prevenzione.